Un ben ritrovati cari telespettatori e telespettatrici, inflazione ai massimi livelli, caro bollette, rate dei mutui che crescono di mese in mese. Per le famiglie friulane la situazione è molto complicata, al Natale alle porte rischia di essere uno dei più austeri, come sottolinea l'associazione Consumatori Attivi. Aspettiamo alcuni istanti, siamo in grado di mandare il servizio che fa riferimento all'analisi di consumatori attivi rispetto alla situazione complicata, difficile per i consumatori che Stiamo vedono... denunciando il rincaro dei prezzi. Stiamo denunciando il rincaro dei prezzi, soprattutto dei prezzi dell'energia ormai dall'autunno del 2021. Questi prezzi non si stanno arrestando, tanto che abbiamo dovuto constatare come tra settembre e ottobre ci sia stato addirittura un incremento del 30 e oltre per cento di media. Questo ovviamente ha inciso tantissimo sulle rilevazioni Istat, infatti tra settembre e il mese di ottobre abbiamo registrato un aumento di circa il 3,4%, passando quindi a un'inflazione dell'11,9% per quanto riguarda il mese di ottobre. A pesare ovviamente di più sono sicuramente i beni energetici, ma sono anche i beni alimentari e questo crea grande preoccupazione perché ovviamente quando si arriva a tagliare la spesa delle famiglie, la spesa alimentare, poi si rischia anche di percepire delle conseguenze sulla salute dei consumatori. Il periodo che si sta approssimando è un periodo festivo, quindi il classico periodo natalizio dove tutte le persone cercano insomma di acquistare dei regali e di accontentarsi per quanto riguarda magari delle aspirazioni, delle ambizioni. Purtroppo dovremo parlare di un Natale sottotono, con negozi sempre più vuoti e con persone che purtroppo passeranno le vacanze di Natale a fare i conti del proprio bilancio familiare. La cronaca: è stata trovata senza vita la donna di 58 anni di San Canzian d'Isonzo, di cui non si avevano più notizie da ieri sera. Le ricerche dei vigili del fuoco dopo la denuncia di scomparsa presentata dal marito si erano concentrate nella zona del sentiero Rilke a Sistiana. Questa mattina il rinvenimento della salma. I carabinieri della stazione di Aurisina hanno escluso il coinvolgimento di terze persone. Con i parenti aveva dato vita ad una banda itinerante specializzata in veloci scorribande nei capannoni di mezza Europa, che venivano svuotati del rame e non solo. Un componente del gruppo, cittadino romeno di 46 anni, è stato però intercettato ed arrestato dai carabinieri della radiomobile di Aurisina mentre cercava di fare rientro in Romania. L'uomo deve scontare 1100 giorni di reclusione per furto aggravato continuato. Il mandato di arresto era stato emesso dall'autorità giudiziaria del Belgio, paese dove la banda era stata immortalata dalla videosorveglianza durante un furto di zinco. Un pezzo di Friuli sarà protagonista ai mondiali di calcio del Qatar al via domenica. Lo stadio che ospiterà la gara inaugurale è stato realizzato anche dalla pordenonese Cimolai, che ha costruito l'avveniristico tetto in acciaio. Senza gli azzurri in campo e l'ingegno italiano ad essere protagonista ai mondiali di calcio in Qatar, domenica prossima la partita inaugurale tra Qatar ed Ecuador si svolgerà all'Al Bayt Stadium, costruito in joint venture da un pool di imprese, tra cui la Cimolai di Pordenone, che ha realizzato e montato le gradinate superiori, le membrane, l'intera copertura in acciaio, compreso il tetto mobile. Questa tenda sorgerà ad essere la più grande del mondo, visto che l'impianto si estende su una superficie di circa 1,4 km quadrati per 320 metri di lunghezza, 280 metri di larghezza e 73 metri di altezza e può contenere fino a 65.000 posti a sedere. A dominare l'intero progetto, come dimensioni e come ricercatezza ingegneristica, è la copertura mobile realizzata dalla Cimolai, caratterizzata da un tetto largo 100 metri, lungo 160 e pesante 25.000 tonnellate, che si estende da una parte all'altra
dall'altra del terreno di gioco. La mega copertura impiega circa 20 minuti per aprire e chiudersi in due metà verso il centro del campo attraverso sofisticati meccanismi per costruire l'intera struttura. La Cimolai ha impiegato oltre 30.000 tonnellate di acciaio, realizzando tubi di diametro variabile fino a 813 mm negli stabilimenti di San Giorgio di Nogaro, Monfalcone, Polcenigo e Roveredo in Piano. Nei 5 anni di lavoro in Qatar, Cimolai ha coinvolto 450 persone tra ingegneri, supervisori e tecnici specializzati, impiegati nelle varie fasi di trasformazione, montaggio e completamento dell'opera. È in corso nella sede della Conferenza delle Regioni l'incontro tra i governatori e il Ministro per gli Affari Regionali e l'Autonomia Roberto Calderoli. Sul tavolo la bozza del disegno di legge predisposta dal Ministro. Tra i presenti Massimiliano Fedriga, Luca Zaia, Presidente del Veneto, Stefano Bonaccini, Emilia Romagna, Eugenio Gianni, Giovanni Toti e gli altri appartenenti. Non c'è invece il Presidente della Campania Vincenzo De Luca, tra i più critici, rappresentato dal suo vice. Trovano un 18enne in possesso di meno di 1 grammo di marijuana a casa a Tolmezzo. I poliziotti scoprono una serra per la produzione di cannabis con tanto di piante essiccate, bilancino e soldi in contanti. Arrestato il padre, trovato in possesso di una modica quantità di stupefacente. In casa aveva allestito una vera e propria serra per la produzione di marijuana. Quando la Polizia di Stato del Commissariato di Tolmezzo, con i colleghi della Polizia Locale e dell'unità cinofila di San Michele al Tagliamento, hanno perquisito la sua abitazione, hanno trovato marijuana già essiccata, piante verdi e molti semi, asci su un bilancino di precisione, 1,7 kg di piante essiccate, 4.600 euro in contanti, probabilmente provento dell'attività di spaccio, eppure un quaderno con appunti per la coltivazione. È finito nei guai un 48enne carnico, è stato arrestato per detenzione e produzione di sostanze stupefacenti. Nei confronti dell'uomo il GIP ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I poliziotti sono giunti al 48enne dopo che lunedì mattina, nell'ambito di controlli mirati contro lo spaccio di droga nella zona dell'autostazione di Tolmezzo, avevano trovato in possesso del figlio 18enne meno di 1 grammo di marijuana. Primi passi ufficiali per la cooperativa Frutta Friuli, che conta su 150 soci e 600 ettari di frutteti. La prima assemblea della realtà nata dalla fusione di Friul Fruct e Friul Kiwi ha approvato il bilancio ed eletto il nuovo CDA. Con la prima assemblea dei soci ha preso ufficialmente il via il percorso di Frutta Friuli, la più grande cooperativa di frutticoltori del Friuli Venezia Giulia, nata lo scorso agosto dalla fusione tra la Friul Fruct di Spilimbergo e la Friul Kiwi di Rauscedo di San Giorgio della Richinbelda. La nuova realtà di mele kiwi con sede centrale a Spilimbergo conta 150 soci, 600 ettari di frutteti e 14 milioni di euro di fatturato. Quest'anno saranno circa 200.000 quintali ed in prospettiva, con quelli che sono gli impegni già assunti per sviluppare in questa fase prevalentemente il settore kiwi, si arriverà nell'arco di 3-4 anni a raggiungere i 300.000 quintali. L'assemblea, alla presenza dell'assessore regionale Stefano Zani, era visto l'approvazione del bilancio e l'elezione del CDA, al cui interno sarà scelto nel corso della prima riunione il nuovo presidente. Credo sia stata una scelta anche lungimirante, a fronte del fatto che oggi la realtà si presenta con una forza organizzativa e sociale tale da consentire di avere una miglior penetrazione sui mercati. Grazie a tutti i tifosi che non hanno mai fatto mancare il loro supporto anche nei momenti più difficili. Conserverò un ricordo bellissimo. Sono parole di Adrian Chiera, capitano della Web Gesteco, che si prepara a lasciare la città ducale. La società ha ufficializzato l'arrivo di Rodney Clark, guardia americana in arrivo dall'Arkansas. Cividale era diventata la mia casa. Sono sicuro che tornerà, dice Chiera. Io me ne vado di un posto che mi ha trattato benissimo. Vado via da una Cividale che era diventata casa mia della mia ragazza anche, dove veramente andiamo via, però sono sicuro che torneremo, perché lasciamo delle grandissime amicizie, però che rimarremo in contatto sempre. Posso solo che ringraziare a tutta la tifoseria, a tutta la gente che è stata qua, che ci ha supportato, a tutti quei tifosi che non hanno mai fatto mancare un coro anche nei miei confronti, anche nei momenti difficili, magari nei momenti in cui non stavo giocando bene, e loro mi hanno dato una grandissima forza, quindi credo che ringraziarli sia la cosa giusta, doverosa e forse anche poco. A volte è difficile anche per me esprimerlo in parole, però
Mi porto un ricordo bellissimo di tutti loro e spero e sono sicuro che anche loro avranno un bel ricordo di me. Prima di chiudere una notizia, sabato a Manzano con inizio alle 9:20 si terrà la manifestazione del Natisone d'autunno. Ripuliamo il Natisone dai rifiuti prima che arrivino al mare. L'evento è promosso dal Comune che è capofila del contratto di fiume del Natisone e intende sensibilizzare la popolazione su un corretto rapporto con la natura ed è organizzato da volontari dell'associazione Fare Verde con la Proloco e la collaborazione della Protezione Civile. È veramente tutto, un saluto alla regia di Tiziano Campigotto, ad Aperessi al banco audio. Noi ci salutiamo, c'è la sigla, la pubblicità e poi a voi la linea. Alla prossima.